Accompagnata dai figli minorenni e da un'amica, una donna ha aggredito sabato mattina la presunta rivale in amore in un appartamento della Casa del Pescatore a Chioggia. Le hanno suonato alla porta e quando il marito di lei ha aperto l'hanno spinta con forza. Mentre due ragazzi, lui 17 e lei 15 anni, si buttavano sull'uomo per impedirgli di intervenire, le due donne hanno iniziato a colpire la presunta amante a calci e pugni, tirandole anche i capelli. Un'aggressione diventata più intensa quando il marito della vittima ha capito il motivo. Mi hai tradito, avrebbe detto, allora arrangiati, te le meriti tutte le botte che ti stanno dando. Poi se n'è andato, lasciandola in balia dei quattro che poi non contenti hanno messo a soqquadro anche la stanza. Come la moglie, che abita poco distante, abbia saputo della presunta relazione extraconiugale del marito non è chiaro, ma potrebbe esserci di mezzo un cellulare dato in regalo alla presunta amante. Col marito poi non se la sarebbe presa perché lo considera vittima di circonvenzione da parte della rivale. Quando il gruppetto se n'è andato all'uscita del palazzo c'erano gli agenti della volante che qualcuno aveva allertato. Gli aggressori hanno confessato. Per la donna picchiata oltre 20 giorni di prognosi, il reato per gli aggressori è di lesioni.